Sicuramente Geas è una squadra molto solida, molto completa da ogni punto di vista e giocando in casa sicuramente fanno, diciamo, del pubblico e la loro forza, quindi sicuramente non sarà una partita semplice, di questo ne siamo assolutamente coscienti. Stiamo provando a, diciamo, lavorare tutta la settimana per cercare di fare la partita migliore possibile. Arriveremo lì col coltello tra i denti cercando di lottare su ogni pallone, diciamo, di fare dell'energia e della voglia di portarla a casa la nostra forza. A mio avviso quello, diciamo, su cui stiamo puntando più di tutto è cercare di lavorare su noi stesse più che sull'avversario che andiamo a incontrare. Abbiamo bisogno di avere quella fiducia tra di noi, quella costanza soprattutto nel non avere alti e bassi all'interno di una gara, quindi questo secondo me sarà l'obiettivo più importante, cercare di fare le scelte giuste, di mantenere sempre un livello alto e con grande aggressività durante tutta la partita e durante tutta la gara. Diciamo che secondo me dobbiamo concentrarci principalmente su questo, dopodiché il resto da un punto di vista tecnico lo stiamo preparando durante la settimana e quindi cercare di rispettare quello che sarà il piano partita. Abbiamo lavorato tutto l'anno, però credo che sia questo il momento in cui si devono fare uscire, diciamo, i frutti di tutto il lavoro che è stato fatto, perché quello che sia sicuramente il nostro obiettivo è di rientrare nei playoff, di farlo nella maniera migliore possibile e quindi chiaramente dobbiamo cercare di affrontarlo con questo spirito, avendo chiaro quello che è il nostro obiettivo e cercando di non guardarsi, diciamo, indietro senza pensare a momenti che sono stati passati eccetera, ma cercando di avere chiaro l'obiettivo e di dare tutto quello che abbiamo.